Siamo con Sara, una dei due curatori. Insomma, cosa significa essere curatore di una rassegna di questo tipo? La parte più bella di una boccata d'arte dal punto di vista appunto di chi si occupa come curatore, secondo me, è il fatto di poter portare degli interventi d'arte contemporanea fortemente situati in dei contesti un po' più marginali rispetto ai soliti circuiti, che però consentono di approfondire certi territori in un'ottica nuova e molto interessante, e soprattutto di lavorare con degli artisti che instaurano un dialogo con le persone, quindi le opere d'arte nascono proprio in stretto contatto con il dialogo con una comunità e con un territorio. Qual è la potenzialità artistica di Tarso? Ma sicuramente è un luogo che si presta perché ha tantissimi, come diceva anche Giacomo, tanti scorci, tanti paesaggi molto diversi tra loro e molto belli, ma anche storia, tradizioni che possono essere, attraverso l'arte contemporanea, rilette e ripresentate in una maniera innovativa.